Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata un po' particolare. Sarebbe da dire dove eravamo rimasti. Eravamo rimasti a 4 proiezioni fa. Come sanno coloro che venivano alle proiezioni invernali, abbiamo dovuto interrompere il nostro programma praticamente a marzo, abbiamo saltato 4 proiezioni, una la recuperiamo questa sera. Quindi il Covid ci ha un po' piegato ma non ci ha spezzato, perché ci ha dato occasione come gruppo Inquadra di pensare di fare delle serate estive. È un po' un esperimento, infatti ce n'è una sola di viaggi, però forse avrete visto da questo depian che, siccome il gruppo Inquadra è nato prima di tutto come un gruppo appassionato di fotografia, ci sono degli incontri con diversi fotografi, diversi temi. 2 si sono già tenuti, un altro sarà lunedì prossimo, perché gli incontri sono ogni 15 giorni, e in mezzo ci siamo ficcati noi con la proiezione di un viaggio sugli Stati Uniti. È, come vi dicevo, un esperimento, vediamo se funziona, magari il prossimo anno faremo delle serate anche organizzate in maniera migliore. Vi ricordo che la prossima serata, visto che ne stiamo parlando, è con Francesco Nola, un fotografo che ci farà vedere i vicoli di Napoli, non solo i vicoli immagino, ma street life di Napoli, quindi se vogliamo è un altro viaggio anche questo, anche con un tema diverso e distanze un po' diverse, ma decisamente un altro mondo, direi, rispetto all'organizzatissima America, Stati Uniti anzi. Negli Stati Uniti adesso non è proprio il caso di andarci, e quindi facciamo questo viaggio virtuale con Luca Pitton. Luca Pitton, a dispetto del cognome veneto, è friulano, lui viene da Udine. C'è via Pittoni qua. Via Pittoni, esatto, sì. E lui invece è di Udine. L'altro giorno gli dicevo: tu sei uno esperto degli Stati Uniti, lui mi ha corretto, effettivamente mi ha detto: io non sono un esperto degli Stati Uniti, sono un esperto di questa parte degli Stati Uniti. Dovete sapere che lui in questa zona ci va molto spesso, quindi se qualcuno magari a fine proiezione vuole delle indicazioni, lui penso sia la persona migliore per darvela. Io sono andato in viaggio lo scorso anno, sono andato da lui a chiedere informazioni, sono rimasto impressionato perché ha messo giù la cartina e conosceva tutte le strade, stradine, mi diceva: qui devi girare allo steccato, fai la scorciatoia, vai di là, lascia l'interstatale. Alla fine sono venuto fuori con un mare di informazioni. Bene, quindi vi do l'appuntamento per chi vorrà esserci per lunedì prossimo per la serata di fotografia su Napoli. Lì c'è il nostro salvadanaio. Vi ricordo che noi siamo un gruppo autofinanziato, abbiamo appena comprato il telo, anche grazie a voi, perché abbiamo già parzialmente coperto le spese grazie alle vostre offerte, quindi se volete darci una mano lì c'è il salvadanaio prima di uscire. Io lascio di uscire, prima di andare via, non di uscire, siamo già fuori. Lascio la parola a Luca e cominciamo la proiezione. Buona serata a tutti. Ok, buonasera a tutti. Intanto, prima di partire, solo una precisazione su quanto state vedendo girare a rullo. Sono 12 scatti perché sono le 12 immagini di un calendario che ho fatto quest'anno, che è stato largamente invenduto a causa Covid. No, a dire il vero lo regalavo ai miei clienti, ecco, e agli amici. Prevalentemente sono immagini fatte da alcuni fotografi che ho portato in inverno, cioè in una stagione abbastanza inusuale, a parte questa che è una foto fatta ad agosto, ma ad agosto io ho il compleanno di mio figlio, devo sempre mettere una foto scattata il 9 di agosto, quindi era l'unica che andava un po' fuori tema. Per il resto appunto sono immagini di un viaggio fatto con dei fotografi, però io, ecco, non sono un fotografo. Ho scoperto tardi il viaggio, l'ho scoperto alla soglia dei 30 anni, il viaggio inteso come esperienza, come possibilità di conoscenza, ma anche di apprendimento prima di tutto su se stessi. Per me è stata veramente un'apertura sul mondo e sulle mie possibilità. E negli Stati Uniti vedete qua un'immagine di Los Angeles e ci sono capitato per caso, non l'avrei mai considerato come una destinazione di viaggio, però mio figlio aveva 3 anni, volevamo fare un viaggio tra virgolette semplice e siamo andati a fare un viaggio di famiglie. Qui però troverete una miscellanea di vari viaggi in varie stagioni con anche varie mani fotografiche. La mia è largamente minoritaria, però insomma se avete qualche curiosità su qualche foto saprò dirvi chi l'ha fatta e
non so con che attrezzatura. Comunque, dicevo, siamo andati negli Stati Uniti, questa è Los Angeles, bambino di 3 anni, cosa si va a fare? Disneyland. Però la mia prima esperienza con gli Stati Uniti, le città, mi hanno dato questo tipo di impatto che vedete, ossia io soffro il traffico e per me sono state le città abbastanza snervanti, quindi le abbiamo lasciate velocissimamente e in questa esperienza di racconto troverete prevalentemente natura, quindi per quanto siano anche belle alcune città, ormai sono nella memoria di tutti, nell'immaginario, nel visivo di tutti, però queste cose che vedrete sono prevalentemente natura. E come si può cominciare se non con il Grand Canyon, che veramente nel nome ha tutto, perché il Grand Canyon, se non lo si vede di persona, non si capisce quanto è grande. Le foto stesse riescono con una certa difficoltà a dare la dimensione di questo posto così enorme. Qui vedete qualche scatto, ma appunto vi dicevo, d'inverno forse ne guadagna un pochettino in certi ambiti per la complessa stratigrafia di questo luogo. Sapete che il Colorado piano piano ha scavato nei neanche millenni, ma insomma nei milioni di anni, fino a scendere. Al momento la sponda sud è a circa quota 2000, il fiume scorre a quota 500, quindi per scendere giù si fa veramente un dislivello in discesa di 1500 metri. E per farli ci sono diversi percorsi. Normalmente il pubblico si smista fra questi punti panoramici che si trovano prevalentemente sulla sponda sud. E per attraversare tutto il canyon, cioè da una sponda all'altra, il percorso è bello lungo. Qui vi faccio vedere una piccola mappa per dare un'idea. La strada che vedete in bianco, col mouse, ok. Questa strada è tutta un susseguirsi di punti panoramici. Vedete questo che si chiama Desert View, che è il primo all'ingresso, e poi lungo questa strada, che è lunga una trentina di miglia, 40 km, si arriva a un centro che è proprio il villaggio della sponda sud del Grand Canyon. Da qui una passeggiata lungo il bordo mostra tantissimi punti panoramici come quelli che avete visto. A proposito, quanti di voi sono già stati negli Stati Uniti, in questa zona? Quindi magari queste cose già le conoscete, insomma. Ecco, vi faccio vedere questa mappa per dare un'idea un po' delle dimensioni dell'eventuale passeggiata a scendere nel fiume. La sponda sud è questa e a scendere da questo punto fino al fiume, dicevo, sono 1500 metri in dislivello di discesa e circa 11 km di cammino. Se uno volesse salire sulla sponda nord, ne ha altri 18-19 e 1700 in salita. Qualche matto la fa in giornata, ma è veramente faticosa non solo per le distanze e per i dislivelli, quanto per il caldo che fa. Con la mia famiglia nel 2017 però abbiamo fatto questa discesa, siamo arrivati fin sotto, ci siamo rifocillati e poi siamo risaliti pernottando più o meno a metà strada e il mattino dopo risalendo. Vi faccio vedere qualche foto, ecco, qui di nuovo un po' per sommi capi i due percorsi, questo che si scende da un lato, il fiume, e la risalita. Grand Canyon. Si può anche utilizzare una bella soluzione, anziché fare andata e ritorno in giornata, dormire all'interno. Le strutture sono fra le più svariate per l'alloggio, ma molti prediligono il campeggio. Il campeggio offre anche questo tipo di spettacoli, cioè vi svegliate al mattino, uscite dalla tenda e ci sono i cervi che vengono a lappare la rugiada vicino a voi. Noi siamo qui pronti per scendere, questi li vedrete magari in qualche altro scatto, sono mia moglie e mio figlio, siamo belli sorridenti perché ci siamo organizzati per fare la discesa, abbiamo letto tutte le istruzioni del caso per prevenire i colpi di calore, quindi ci siamo attrezzati con la giusta scorta d'acqua, un po' di cibo, programmando di fermarci sotto per
per fare il pranzo al rifugio, c'è un cosiddetto ranch, e scendiamo per questa serpentina che ci porta a immergerci all'interno del Grand Canyon. I turisti ogni tanto devono fare un po' gli scemotti, ma insomma, ecco, questo è lo spettacolo che piano piano ci si pone lungo il cammino. Si incontrano diversi altri turisti che hanno lo stesso tipo di meta, e scendendo vediamo anche persone che si portano la famiglia, non solo come me, insomma, che cammina da sola, ma addirittura in spalla. Ecco, scendere vuol dire proprio guardare coi propri occhi i vari strati che compongono tutto questo complesso fenomeno di erosione. Non è mio figlio il tonto dell'est, ma è il nome di un sentiero, quindi li ho piazzati a bella posta perché ogni tanto, insomma, bisogna pur fare anche qualche scenetta lungo il percorso. Finalmente si arriva in prossimità del colpo finale, della discesa finale. Qui vedete il fiume. Il Colorado si chiama così in realtà perché più a monte è molto più marrone che verde, e questo ha dato il senso del nome spagnolo Colorado. Attraversiamo il ponte ed eccoci nella zona del campeggio. Spesso qui il nemico, un altro dei nemici oltre alla temperatura, sono gli scoiattoli, che sono veramente invadenti, e quindi i campeggiatori ripongono le loro cose su questi trespoli per far sì che non siano alla portata degli animaletti. In più c'è anche la scatola per nascondere il cibo, di modo che non vadano a rosicchiare gli stessi zaini. Anche qui si trovano animali, molto spesso. Ormai il turista che si sofferma qui è un tipo tranquillo e gli animali lo percepiscono. Noi arriviamo finalmente a questo rifugio, vi assicuro, mese di agosto, 40 gradi a quota 500 metri. Quindi avevamo usato bene le nostre acque, mangiato un paio di frutti, e qui volevamo farci il classico pranzetto che si fa in rifugio dappertutto. In realtà gli americani non fanno il pranzo, cioè non c'era proprio la cucina che cucinava, avevano solo degli snack, quindi abbiamo dovuto accontentarci di consumare 3 litri a testa di limonata e proseguire, insomma, con la nostra frutta disidratata da camminatori. Qui vedete alcune gite che vengono organizzate sul fiume. In realtà in alcuni punti il Colorado è anche abbastanza impegnativo, e alcuni ardimentosi scelgono questa formula, scelgono o hanno anche la fortuna di averla, perché in realtà il numero di permessi per fare questo tipo di discese è molto contenuto, e chi vuole farlo alle volte deve programmarsi anche con 2 o 3 anni di anticipo. Di norma quelli che partono lo fanno da questo luogo, che è molto più a monte, che è un punto di ingresso al fiume vicino a Moab. Qua vedete alcuni di questi e altri variamente attrezzati. Se notate, anche loro sono molto organizzati dal punto di vista delle risorse alimentari e idriche. Vi faccio un dettaglio di quello che c'è sotto il bagagliaio. Lo stretto indispensabile, solo birra. Ecco, noi nel frattempo lasciamo il ponte in fondo, che vedete che si scorge in lontananza, riattraversiamo il fiume su quest'altro e iniziamo la nostra salita, che ci riporterà di nuovo alla sponda sud. In realtà molto spesso da questa sponda sud appunto il fiume neanche si riesce a scorgere. Per poterlo fare bisogna proprio scendere. Se noi eravamo accampati qui durante la notte, bisogna andare a questo punto che si chiama Plateau Point, che è uno dei pochi che consente di vedere proprio il fiume scorrere in basso.
Altre opportunità, questa l'ho scaricata da internet, questo è un luogo bellissimo, sono dei granai che usavano gli indiani e qui c'è una vista veramente spettacolare da cartolina per i fotografi, solo che per arrivare in questo posto bisogna farsi qualcosa come 27 km di trekking e altrettanti al ritorno. Ops, scusate. Un'altra delle cose particolari del Grand Canyon è un luogo dove vivono gli indiani di un'etnia che si chiama Havasupai. Anche qui bisogna farsi una piccola camminata di circa 15 km in questo caso, però per arrivare a vedere questo posto spettacolare. Ci sono una serie di cascate, questa si chiama Havasu Falls. Fino a qualche anno fa era addirittura doppia, ma poi una piena ha rovinato lo spettacolo, però è questo luogo veramente incantevole. Questa è una foto che ho fatto nel 2015, in agosto, e facendomi veramente questa camminata da solo perché i miei amici avevano preferito andare a fare shopping a Las Vegas. Questa invece è tratta da internet, ma giusto per dare un po' la differenza di quello che magari un fotografo un po' più capace riesce a ottenere. Questa è un'altra, si chiama Mooney Falls, dal nome di un tizio che ci rimise la vita, e ogni tanto, insomma, qui qualcuno ci lascia le penne. Vedete le figure in basso, vi danno un po' l'idea della dimensione, e tutta questa parete è formata da questa roccia rossastra, veramente dalle forme strepitose. Un altro dei punti molto belli del Grand Canyon è questo che si chiama Toro Whip Point. Questo è sulla sponda nord, anche qui bisogna fare un po' di fatica per arrivarci, non tanto per le camminate quanto per la lunga strada sterrata che occorre gestire. Sono circa 3 ore di strada sterrata, di cui gli ultimi 5 km, se non si ha un fuoristrada bello tosto, è un po' difficile da fare. Però è l'unico posto dove si ha quasi una sensazione verticale del Grand Canyon, quindi non così ampio come nella parte più turistica. Ok. Esaurito il Grand Canyon, passiamo un po' all'argomento di questa serata. Nel 2017, grazie allo spunto di un amico che è qua stasera, ho saputo che ci sarebbe stata un'eclisse. Quindi qualche anno prima lui mi disse c'è questo evento così spettacolare e mi diede, come dire, lo spunto per pensare a questo viaggio. E è un viaggio che ho organizzato per Avventure nel Mondo, perché i viaggi a me piace veramente costruirli e poi magari cercare qualche compagno con cui condividerli, e quindi avevo creato questo viaggio con un gruppo di persone. Alla fine eravamo 16, che poi sono diventate 18 in corso di viaggio, e tutto ruotava al fatto che il 21 di agosto sarebbe accaduto questo fenomeno. Bisognava scegliere un po' dove andare. Vedete, tutti i siti davano un po' l'idea della traiettoria che avrebbe avuto l'eclisse, dando un po' le informazioni della durata. Più ci si spostava dalla costa ovest verso quella est e più aumentava la durata, e per chi vuole assistere a queste cose forse è un po', diciamo così, prioritario avere 3 minuti piuttosto che 2 di completa totalità del buio. Però c'era da considerare che poi in certi luoghi poteva esserci anche una più alta probabilità che ci fosse brutto tempo, quindi di nuvolo. L'area che offriva la maggiore possibilità di abbinare i 2 elementi era questa attorno alla città di Casper, quindi nel Wyoming. E quindi, scelta la data, scelto il territorio, bisognava costruire un viaggio. Abbiamo anche qui, vedete, poi il viaggio, questa mappa ad esempio dà un elenco di quante opzioni ci sono negli Stati Uniti per arricchire il viaggio, cioè per riempirlo di obiettivi. E sulla base di quello abbiamo creato un piccolo itinerario che potesse fare
un po' di cose. Si parte dallo Utah, che è lo stato che forse è più ricco di parchi, con più opzioni, quantomeno per me, perché ho scoperto di apprezzare molto di più i panorami desertici di quelli boscosi. Arriviamo in Utah e la prima cosa è andare verso il Parco degli Archi, però avvicinandolo, scorrendo, facendoci scorrere accanto il Colorado. Questo qua che vedete è proprio il Colorado sulla destra. E arriviamo al famoso Parco degli Archi. L'Arches National Park è un parco considerato piccolino, però ha diverse possibilità di escursioni e molti soggetti veramente, come dire, iconografici. Uno di questi è la roccia in bilico. L'avete vista anche prima, magari durante lo scorrere delle immagini del calendario, e forse qui si riescono a scorgere un po' le figurine che si stanno arrampicando su questo crinale. Qui c'è la maglietta sgargiante di mio figlio. Mia moglie vuole sempre che lui abbia una maglietta sgargiante per essere individuato. Ecco, ogni tanto anche nel deserto si fanno incontri di vita. Qui ci sono alcuni scorci appunto di questo parco degli Archi che immagino, insomma, chi c'è stato non se lo sia lasciato scappare, perché è uno dei più gratificanti e forse anche facili da visitare, il cui simbolo è quell'arco che vedete in lontananza, l'arco delicato come si chiama. Qui vedrete le foto in diverse situazioni di luce, perché sono fatte in diverse stagioni, e quando andammo noi, ad esempio ad agosto, stavano facendo dei lavori all'interno del parco e la situazione principe, quella che si vede come in questo caso al tramonto, non era possibile perché dalle 5 del pomeriggio chiudevano tutte le strade per fare i lavori di restauro appunto della rete viaria. Altrimenti, insomma, con la luce pulita, nel classico, diciamo così, pomeriggio, questo sarebbe l'immagine che si potrebbe cogliere. Il pubblico si assiema sui bordi, di solito è un rituale proprio del tramonto, questo di assistere all'ombra che avanza, e avevano solo un quarto d'ora a disposizione, e in un quarto d'ora hanno trovato mamma orsa e 2 piccole, un'invidia tremenda. Naturalmente questi non sono grizzly, sono orsi decisamente mansueti, e sappiamo, insomma, che basta non disturbarli e non è per nulla pericoloso. Eccoli qua, belli soddisfatti, sotto il cartello che a me ha lasciato con le pive nel sacco, loro invece si sono goduti l'esperienza. Ogni tanto vi parlo dei campeggi, insomma ce ne sono di belli, puliti, organizzati. Noi, non avendo colto risultati, siamo qui belli comodi. Gli altri, arrivando un po' tardi, si sono accampati in mezzo alla pineta. Adesso passiamo vediamo se è il turno dello Yellowstone. Cosa c'è sopra? Saltiamo Zion e Bryce? No, facciamo. Allora, perché questo? In realtà faccio questa piccola digressione perché noi eravamo diretti allo Yellowstone, però ecco, questo cerchio che vedete è il famoso Grand Circle, ossia in questa sfera sono racchiusi tantissimi parchi, e quindi quest'area, soprattutto dello Utah, è veramente ricca di tante destinazioni. Una cosa così anche un po' particolare può essere addirittura una strada. Questa è una strada che è stata realizzata quasi su una cresta di montagna. Forse la foto non lo rende, ma ci sono veramente uno spiovente a destra e a sinistra. Per chi cammina in montagna è come correre con l'auto su una cresta. E si attraversano ambienti anche veramente
particolari che qui non raccontano dell'erosione quanto dell'estrusione, insomma di movimenti magmatici che si saranno creati ere fa, per arrivare al famoso Bryce Canyon. Qui lo vediamo d'inverno, al tramonto. Siamo intorno a quota 2500 metri, quindi al mattino, come in questo caso, sono da poco passate le 7, c'erano circa meno 18 gradi. Però i fotografi sono stati contenti. Rispetto all'estate sembra quasi di essere davanti a una meringa. Ecco, d'estate invece chi c'è stato avrà apprezzato le forme, i colori e anche la possibilità di camminarci in mezzo. Si può scendere e sviluppare le proprie passeggiate immersi in questi colori ocra con il cielo azzurrissimo sopra la testa. Pochi pini, ma trasmettono una fragranza, un profumo piacevolissimo. E il sole la fa da padrone. Turisti affaticati, li vedete, ma d'altronde insomma ad agosto sappiamo che fa caldo. Lasciamo lo spettacolare Bryce per arrivare, attraverso un piccolo parco statale, arrivare a Zion. Zion è un parco forse meno considerato di altri, ma anche lui ha le sue peculiarità, a partire dalle strade. Giusto per rimanere in tono, qui l'asfalto l'hanno fatto rosso granata, così da non stonare con l'ambiente. Ecco, se fa caldo possiamo però immergerci in qualche ruscello fresco. Qua vedete il ragazzo che fa colazione al buio, perché per evitare il caldo appunto si parte presto. La meta è salire in cima a questa montagna che si chiama Angel's Landing. Sono solo 600-700 metri di salita, ma come lo vedete da qui poi si può scorgere tutto il panorama della vallata e quindi è un'escursione che premia la fatica. Qualche raccomandazione gli americani la fanno sempre. Il fatto è che anche qui la cresta è veramente notevole. Per arrivare qua su in cima il percorso ha una sua ampiezza, però vedete che le pareti sono verticali sia da un lato che dall'altro. Ecco, in cima c'è tutta la vallata dove scorre il fiume, il Virgin River, e i primi turisti della giornata di solito si divertono a fare gli ometti. Questi sono i ranger che ogni mattina, poverini, devono smontare tutti gli ometti. Non sono apprezzati. Un'idea delle vertigini che si hanno a camminare lungo questi sentieri, ma c'è di più, si può salire su una montagna ancora più alta da cui dominare la stessa che abbiamo visto prima. Prima eravamo qua su in cima, su questa, arrivando da questa cresta. Quindi con un dislivello un po' più alto, sui 1000-1100 metri, si può avere una visione ancora più alta di questo luogo, che ha in più un trekking che si svolge all'interno del torrente. Ognuno col suo stile, ma ecco, d'inverno i colori risaltano grazie anche alla neve e ci sono situazioni un po' diverse. Magari si fanno meno trekking, ma gli scenari sono ugualmente. Una cosa particolare da queste parti è una meta un po' difficile da raggiungere perché serve una strada sterrata di quasi 100 km, ma si arriva a vedere questo luogo. Era uno dei miei pallini da anni, però quando ci sono arrivato io purtroppo, cioè a febbraio con i fotografi non riuscimmo ad andarci per la fatica insomma del percorso. Ci sono tornato a novembre. A novembre purtroppo non c'è la stessa perfezione di livello dell'acqua che darebbe la possibilità di cogliere questa foto, per la quale bisogna andare proprio tra marzo ed aprile.
Ok, finita anche questa, Yellowstone. Ecco, Yellowstone, le sue raccomandazioni, fare attenzione agli animali e ai fuochi, anche se a dire il vero Yellowstone alterna giornate calde ad altre più miti. Questo è il famoso, ad esempio, come si chiama? Old Faithful, il getto geyser che scatta più o meno ogni 90 minuti. La giornata non era delle migliori, ma quando si è lì sul momento fa comunque il suo effetto. Su Yellowstone non vi farei tanti commenti, faccio scorrere le immagini e le vedrete voi. Sì, dato che è una zona, una caldera vulcanica, qualcuno ironizza sul fatto che oggi andiamo per l'eclisse, ma potrebbe anche capitare qualcos'altro. Il parco dello Yellowstone, chi c'è stato magari lo saprà, è veramente grande, enorme. Diciamo che è quasi un quadrato di 100 per 100 chilometri. All'interno c'è una strada ad anello e quindi per percorrerla tutta e visitare un po' delle opzioni che offre è un parco che richiede almeno 3-4 giorni. Si chiama Yellowstone per via di questa roccia color giallo, quindi il fiume è Yellowstone e appunto roccia gialla Yellowstone. Ogni tanto metto un po' di partecipanti per dire che insomma non c'è solo natura ma anche qualche compagno di viaggio. Questo è il fotografo fiorentino che è autore soprattutto della maggior parte delle foto di Yellowstone. Sì, ce n'è da che occupare il tempo in questo parco, veramente. Che peraltro per andare a farsi la foto sotto l'arco. Qua invece siamo dietro l'arco, una parte meno fotografata perché un po' più pericolosa. Vedete questo pendio in realtà poi prosegue per un altro centinaio di metri. Il problema della roccia liscia è che se uno inciampa poi non smette e quindi
finisce ruzzoloni verso il basso, quindi bisogna fare un po' di attenzione sull'arenaria. Questa invece è presa a febbraio. Febbraio, inverno, c'era qualche spruzzatina di neve, qualche montagna innevata in lontananza. In realtà il nostro scopo era di trascorrere veramente delle ore qui per riuscire a fare addirittura questa. Questa l'ho tratta da internet, però purtroppo non ci è stato possibile perché il vento che tirava forte e le condizioni di freddo a cui siamo arrivati ci hanno fatto desistere. Però ecco, se c'è qualche fotografo appassionato di stellate, fare una foto del genere credo che possa valere qualche sacrificio e dare grandi soddisfazioni. D'inverno ci sono altri archi, perché il parco è appunto chiamato così, e qui ne abbiamo uno che fa un po' l'occhiolino, è una specie di doppio arco, quasi una maschera, lo chiamano le finestre, e da una di queste si può traguardare al mattino verso un altro arco che si chiama l'Arco della Torre. Noi invece andiamo a farci una camminata al mattino dopo a vedere altri esempi di questo parco. Questa è la doppia O. Questa è una cosa particolare che ho trovato invece andando un po' a gironzolare. Qualcuno si è divertito a ricamare su una roccia. E qui d'estate fa parecchio caldo, nel mese di agosto veramente ci si cucina, quindi fare anche qualche giro di chilometri richiede un certo impegno. Gli americani poi sono un po' particolari anche per dare il nome alle cose, ad esempio immergersi in quei pinnacoli l'hanno definito la fornace di fuoco. E quando si va a fare un certo tipo di escursioni poi è richiesto anche il permesso, non tanto perché serva un permesso per andarci, ma perché se si viene registrati e se succede qualcosa almeno qualcuno viene a recuperarvi. Noi abbiamo fatto un girettino semplice per goderci un po' di trekking. Moab è la città che fa perno per questo parco, ma anche per altre cose nei dintorni. Ci sono anche degli archi che non sono all'interno dei parchi, sono piuttosto isolati e a differenza della normativa presente nei parchi danno qualche libertà in più. La persona che vedete lì ritratta, ad esempio, stava per far decollare un drone e quindi al di fuori del parco questo è possibile. All'interno le regole sono veramente molto severe e utilizzare i droni vuol dire subirne la confisca e patire delle multe salate. Da Moab si possono vedere altre cose, una delle quali è il parco di Canyonlands. Canyonlands è un luogo un po' più avaro di soddisfazioni, diciamo così, di soggetti fotogenici. È un po' come il Grand Canyon, ha nella maestosità degli scenari i suoi plus. E lì vicino c'è il piccolo parco statale, perché non ci sono solo i parchi nazionali, ma ogni stato ha anche dei piccoli parchi cosiddetti statali, e questo è il parco di Dead Horse Point. Si dice che questo, almeno nelle guide turistiche, sia il luogo da cui nel famoso film di Thelma e Louise le due donne alla fine del film si gettino nel Colorado. In realtà lo fanno non da qui, ma da un posto più in basso, qua sotto, percorrendo una strada sterrata che si sviluppa per quasi 200 km, sempre costeggiando dapprima il Colorado e poi il Green River, che è un suo affluente. Ecco, Dead Horse Point è un altro di quei luoghi dove trascorrere veramente l'attesa del tramonto in relax.
All'alba invece uno dei pezzi forti di Canyonlands è questo arco che si chiama Mesa. È un arco molto particolare, lo si può praticamente toccare perché è basso sull'orizzonte e ci si arriva camminando fino lì, e al mattino ha questa particolarità, in condizioni di luce buona ovviamente, di essere illuminato nella parte di soffitto, diciamo così, con questi effetti particolari. Bisogna alzarsi presto, ma come voi sapete, insomma, i fotografi di solito sanno fare queste levate e si ritrovano in compagnia a ricavare questi scatti. Qui eravamo a febbraio, faceva un po' freschino e oltre a noi, insomma, ci sono anche fotografi magari un po' più easy. Passiamo a un'altra sezione del parco di Canyonlands che è diviso in tre sottoparchi. Quello di prima è il cosiddetto Isola nel cielo. Qui siamo nella sezione degli aghi e è un parco soprattutto per amanti del trekking. Qui tutti quelli tratteggiati che vedete sono percorsi a piedi. Per darvi un'idea, a piedi da questo punto fino a qua sono 8 km. Sono qui con un'apposita escursione a piedi si può arrivare a quella che è la confluenza. Vi dicevo prima, il fiume Colorado a un certo punto, eccolo qua, si unisce al Green River e poi prosegue proprio lui come Colorado. Questa è una foto tratta ovviamente da un volo. Però appunto si può arrivare a piedi fino a questo costone e quindi da qui guardare la Y proprio da di fronte. Anche qui è una piccola camminata di un 8 più 8 km per andarci. Ecco, il Needles ha queste rocce un po' particolari che sono state definite appunto aghi, non sono proprio veri aghi, ma è la peculiarità di questa parte di parco. Ecco, qui ho fatto un trekking appunto, dopo aver lasciato i fotografi ci sono tornato da solo per fare un percorso che portava a un arco un po' particolare. Questo è chiamato l'arco del druido, ha questa forma un po' strana, però quando le forme delle rocce insomma un po' catturano la fantasia, era una delle cose a cui tenevo da parecchio di andare a conoscere da vicino. Per chi ama camminare, veramente questo è un posto veramente spettacolare. D'estate si può fare campeggio in diversi luoghi e c'è veramente una bellissima atmosfera di wild, di ambiente selvaggio. Siamo tornati, ecco. Ecco, da qui ci spostiamo verso sud e andiamo verso qualche cosa di monumentale. La famosa vista di cui si parla qui è ovviamente quella di Forrest Gump quando smette di correre, cioè la strada che porta alla Monument Valley. Fotografata da tutti, immagino, però a me è capitato nel primo viaggio neanche di rendermi conto di essa, perché venivamo dalla Monument Valley dove avevamo assistito al tramonto e quindi col buio, venendo da là e in questa direzione, non l'abbiamo vista. Quindi sono tornato a casa dicendo: ma dov'è quella strada? E quindi alle volte ci si può anche perdere qualche scenario. Tutti ci piazziamo di solito sull'asfalto per fare, questo è mio figlio, insomma, proprio spaparanzato. Occorre fare attenzione perché gli autisti di camion corrono, suonano, ma pretendono che noi insomma, ci adeguiamo ovviamente alle loro necessità. La Monument Valley si trova esattamente al confine fra Arizona e Utah e qui è a febbraio, quando
ci arrivammo con una spruzzatina di neve nel pomeriggio e queste condizioni un po' particolari che minacciavano ancora di più. Però ecco, in tutte le condizioni, che sia col sole o addirittura con la pioggia, questo luogo ha credo un fascino veramente straordinario. D'estate si può anche campeggiare e c'è un campeggio proprio che vi dà la possibilità di godervi l'alba proprio davanti ai 3 famosi monumenti, cosiddetti mittens. Ecco, in realtà con i fotografi a febbraio siamo arrivati con quella bufferina pomeridiana e al mattino ci siamo trovati proprio alla neve e ha continuato a nevicare tutta la mattina. Quindi abbiamo atteso un momento abbastanza propizio per poi scendere giù nella valle, perché c'è una strada che si infila e percorre un anello attorno a questi mittens. Qui siamo in un altro luogo vicino alla Monument, si chiama Valle degli Dei. Anche qui c'è un percorso ad anello che permette di avere la possibilità di vedere altre di questi, diciamo, di queste montagne, ma più che altro sono colline erose, e la bellezza di questo piccolo parco statale è il fatto che rispetto alla Monument Valley, che di norma è stracolma di turisti, qui molto spesso ci si gode la solitudine di questi paesaggi. Noi abbiamo dei mezzi 4x4 e quindi anche la neve, il pantano, eccoli qua, ci hanno un po' così decorato le auto, ma non c'erano difficoltà di sorta. I miei primi viaggi negli Stati Uniti ho noleggiato le auto classiche, poi quando ho scoperto che spendendo solo qualche centinaio di dollari in più si poteva avere questi mezzi che fanno un po' tanto FBI, Criminal Minds, però sono iper comodi, possono avere appunto le 4x4 e nel bagagliaio i bagagli insomma stanno comodi loro, ma si possono arricchire con frigorifero, bivande e quant'altro. Questo è il famoso zoccolo di cavallo. Siamo vicino a Page e il Colorado, che arriva da questo lato della foto, dovrebbe proseguire dritto. Si prende una pausa e fa questo giro così elegante e riparte. E ci lascia con questo colpo d'occhio. Ah sì, siamo nella zona degli indiani Navajos, dicevo, quello zoccolo di cavallo, l'Horse Show Bend è qui, dove c'è anche l'Antilope Canyon, la Monument Valley in questa zona. Qui vedete tratteggiato quello che è l'Arizona, lo Utah qua sopra, il Colorado da questa parte, qua sotto il Nuovo Messico, e questa è l'area in cui sono stati confinati i Navajos e anche gli Hopi nella parte più chiara. Quindi questa è la cosiddetta nazione Navajo. Molti dei siti che andiamo a vedere appunto non sono parchi nazionali, ma sono appunto gestiti dagli stessi indiani, quindi non vigono le medesime regole dei parchi nazionali, ma è tutto in dipendenza dell'organizzazione locale degli indiani. E quindi alcune delle mete che si vanno a visitare, normalmente nei parchi basta $25 ad auto per entrare. Se uno fa l'abbonamento per tutti i parchi nazionali costa solo $80, quindi bastano veramente 3 parchi e mezzo per ammortizzare questa tessera, e vale un anno, quindi una famiglia che si prende l'abbonamento può scorazzare in tutti i parchi degli Stati Uniti con la modica spesa di $80. Per visitare questo posto che si chiama Antilope Canyon,
qualcuno avrà sul salvaschermo del computer o del cellulare, i fotografi certamente lo conoscono. Ecco, questo posto, solo questo posto, richiede $55 se uno è un visitatore normale. Se uno è un visitatore con la reflex e il cavalletto, 150. Gli indiani hanno capito che insomma qualche cosa possono pur ricavare dai luoghi dove sono stati confinati. Non sono foto mie originali o di qualche fotografo, ma scaricate da internet, lo ammetto, però è per darvi l'idea di quanto affascinante sia questo luogo e chi c'è stato credo ne converrà. Addirittura in certi momenti dell'anno, quando il sole è allo zenith, si verifica questo fenomeno della luce solare che crea questa colonna di luce. Ovviamente questo è il momento in cui la tariffa sale anche un po' di più. Però ci possono essere, uno si può ricavare anche dei momenti in cui la fiumana di gente si dilata e si riescono a fare anche foto senza troppe persone. Io le ho fatte col cellulare, insomma, queste cose qua, però un buon fotografo riesce anche a ricavarsi qualche momento di pausa per magari dare valore a queste linee così sinuose. A meno che non troviate la classica comitiva di coreani, cinesi o quant'altro. Soprattutto nella stagione invernale questi sono la maggior parte delle presenze. Altrimenti, ecco, chi sa fare foto magari produce questo tipo di risultati. Io ho fatto questa, ma è ovvio che non viene. Nelle mostre, nelle gallerie trovate questo tipo di risultati. Ecco, un piccolo dettaglio sul viaggio di quando mio figlio aveva 3 anni, la nostra guida era questo bellissimo indiano, quindi quando ci tornai 2 anni dopo, nel 2010, per approfondire le ricerche, raccontai al mio gruppo: ragazze, state tranquille, gli indiani sono tutti belli, troverete veramente di che rifarvi gli occhi, se non che la nostra guida era diventata questo. E quindi mi prendevano un po', mi sfottevano per il mancato raggiungimento dell'obiettivo. Ecco, nel 2017 ci spostiamo dalla Monument per andare in un parco un po' più, diciamo così, meno conosciuto, ma che ha qualche peculiarità. È il parco di Capitol Reef, ha un altro tipo di formazioni rocciose con queste linee inclinate e quindi qui la roccia stratificata si presenta in altri colori o in altre, diciamo così, forme, e dove predomina sempre il rosso. C'è un canyon particolare che fa tanto film con agguato degli indiani, dove si può fare una bella passeggiata. Anche qua, facendolo al mattino presto, si possono incontrare piccoli daini e anche un po' di mufloni. Il campeggio si ricava in quest'area molto graziosa che si chiama Fruita, e anche qui al tramonto, insomma, abbiamo compagnia. È un luogo molto bello proprio per chi ama la tranquillità, per fare una serata in campeggio. E la cosa gradevole è che nella città vicina c'è uno dei migliori ristoranti dello Stato. Queste sono 2 polpette di serpente a sonagli. Ecco le stellate di cui vi dicevo. Noi avevamo un fotografo fiorentino che amava fare queste cose. Qui siamo appunto nella notte, usciti dalla tenda, ha piazzato la macchina fotografica e ha colto la Via Lattea.
Un'altra cosa simpatica che forse usano in Alto Adige è che c'è un frutteto dove si può andare liberamente a raccogliere la frutta. Se la si consuma in loco è gratis, chi la porta via lascia un'offerta. Noi intanto lasciamo questo parco perché siamo diretti verso il nord, l'obiettivo è lo Yellowstone. Nel frattempo avevo creato una piccola diversione per cambiare un po' gli scenari. Qui siamo nei pressi di Salt Lake, forse conoscerete, c'è una grande distesa che viene utilizzata per delle gare di velocità. E durante l'estate, oltre alle gare, ci sono molti appassionati che si ritrovano e si godono l'ambiente facendo, insomma, scorribande con i loro mezzi. E qui c'è un piccolo potpourri di quanto è stato ammirato dai miei compagni. A dire il vero io non c'ero perché volevo dedicarmi agli orsi e quindi mi avevo creato questo diversivo mentre cercavo di incrociare gli orsi, ma ne parliamo un po' più avanti. Alcune di queste macchine non partono con le loro gambe ma vengono spinte, poi subentra il boost e si piazzano, ecco. Ci sono cose che sembrano veramente dei missili terra-aria. È una cosa un po' diversa da quello a cui si è abituati. Questa era simpatica per la scritta, no? Vado veloce per la mamma. E c'era proprio la possibilità, qui vedete alcuni del gruppo che insomma assistevano alla presentazione dei motori, mentre altri insomma si godevano una birra al caldo perché d'estate fa veramente caldo da queste parti. Ovviamente il bianco riflette. Ecco, dicevo, noi eravamo andati in 4, abbiamo lasciato gli altri 12 a fare questa escursione. Noi siamo andati alla ricerca di qualche cosa di più naturalistico e abbiamo fatto un incontro con dei bikers che ci hanno dato un po' di suggerimenti. Ovviamente i turisti quando sono fermi diventano un'attenzione da parte dei locali e gli americani, devo dire, quando vedono qualcuno fermo sono loro stessi a venirti incontro e a suggerirti o a domandarti se hai bisogno di aiuto e di supporto. Eccolo qua. Eravamo alla ricerca di questi orsi. In realtà per 2 giorni io ho camminato lungo tutti i sentieri dove speravo di incrociare gli orsi e niente da fare. Arrivano quelli che sono stati a godersi il deserto salato, ha delle strutture ricettive ma sono sempre quasi tutte esaurite. Per riuscire a dormire in campeggio noi abbiamo dovuto fare, io e mio figlio, una notte in auto per essere alle 5 del mattino davanti alla garita del ranger ed essere fra i primi a chiedere i permessi per campeggiare la sera successiva. Anche i bisonti trattati adeguatamente, insomma, si lasciano avvicinare, a parte quando attraversano la strada, che è meglio non disturbarli. Ok. Così, fatto. La famosa Devils Tower, andando verso ovest, è una cosa che stacca dal panorama, ha questa forma così particolare, ma è diciamo così, un'escursione minore, tutto concentrato in questa roccia basaltica, si fa una passeggiata tutto intorno,
qualcuno addirittura la usa come palestra di arrampicata. Nei dintorni praterie di cani della prateria, è vero, sì, tantissimi. Ecco, sapete che gli americani sono molto nazionalisti, spesso la bandiera è presente in tantissimi luoghi, qui è messa quasi in sovraimpressione sui pompieri, perché dal 2001 insomma i pompieri sono diventati un altro elemento da nazionalismo. In realtà noi siamo venuti in questo posto perché la vecchia stazione dei pompieri è stata trasformata in un ristorante, quindi era l'occasione per mangiare bene. Un'altra cosa un po' particolare, che è un po' fuori e un po' no dalla natura, è il famoso Monte Rushmore, dove sono stati, nelle cui rocce insomma, sono stati ricavati i visi di 4 presidenti degli Stati Uniti. Anche i presidenti fanno parte un po' degli eroi nazionali, no? Sono trattati quasi come delle, come dire, no, delle star, in effetti sì. E peraltro ci raccontavano che insomma questo signore qui, non so se era veneto o friulano, aveva contribuito in maniera determinante a dirigere i lavori di realizzazione. Le Badlands sono un parco vicino, ma faceva troppo caldo, quindi abbiamo fatto due o tre scatti e le abbiamo lasciate perdere. La cosa curiosa è stato l'incontro con questo signore che aveva questa maglietta in cui è riuscita a scorgere la faccia di Trump, e nella parte alta c'è scritto American e poi sotto Horror Story. Non so se qualcuno conosce una serie televisiva che si chiama American Horror Story, e questo aveva questa maglietta, al che io gli ho fatto la foto, poi mi sono allontanato e mentre stavo per salire in macchina vedo che sta venendo verso di me e dico oddio, questo si è offeso, no? Allora arriva da me e mi dice mia moglie mi ha detto che mi hai fotografato la maglietta, e io dico beh sì, insomma, no, cercavo di tergiversare, no? Non volevo che si fosse offeso. Mette la mano in tasca, per fortuna non aveva una tasca rigonfia, quindi non ho avuto troppa paura, e mi porge un biglietto da visita. Mi dice questo è il mio sito, le faccio io queste magliette, quindi se le vuoi scrivimi e te ne mando una. Insomma era un autoironico, ecco, diciamo così. Fine di questo. Allora, siamo circa a un'ora. Quanto dici che facciamo ancora? Un quarto d'ora? Allora andiamo subito sull'eclisse o vuoi fare l'eclisse? Ok, finiamo con l'eclisse e poi quella che la facciamo come pista. Ok. Uno dei nostri tanti accampamenti, qua di solito i campeggi sono veramente ben spaziosi, qui non c'era modo invece di fare altro che una piccola cittadina, e partiamo da qui per scendere dal South Dakota, attraversare il Nebraska e siamo alla vigilia della The Wave. Uno dei tanti cartelli che mi piacciono in America, con questa freccia che dice tutto e il contrario di tutto, insomma, puoi andare di qua o di là, tanto è uguale. Arriviamo in una piccola località che io avevo scelto come area di appostamento per l'eclisse, perché vi dicevo all'inizio l'eclisse deve avere un luogo che garantisca la maggior durata e anche la pulizia del cielo. E con noi avevamo anche ci aveva raggiunto assieme a mia moglie un appassionato di eclissi, uno che gira il mondo solo con quello scopo nella vita, e quindi avevamo cercato un'area che non fosse invasa da troppo pubblico, perché in effetti l'eclisse nel 2017 ha costituito un interesse enorme per la popolazione americana. E quindi i luoghi che venivano segnalati come i migliori si poteva pensare che sarebbero stati largamente meta di tutto il pubblico. Noi eravamo fermi in mezzo alla strada a mangiare i nostri panini del pranzo quando ci adocchia un biker di quasi 80 anni, tanto aveva proprio una moto di quelle tipo a triciclo, e chiedendoci cosa stavamo facendo, cosa stavamo cercando, io gli dico sì, cerco un posto dove passare la notte perché domani c'è
c'è l'eclisse e lui dice perché non venite a casa mia? Casa sua era quella lassù in cima alla collina. Quindi siamo andati da lui e sembrava un posto bello, tranquillo, però eravamo, il signore si chiama Adams, lo vedete in cima qui alla scritta. Era un single, poverino, e vedovo insomma, e ci ha detto venite pure a casa mia, state tranquilli, cioè pensate a vedere 5 macchine tipo appunto FBI con 18 persone e questo qui ottantenne che dice venite tutti a casa mia. Gli americani alle volte sono un po' veramente degli anfitrioni. In più ci ha prestato anche il suo pick-up per farci un giro nei dintorni e quindi qualcuno ne ha approfittato per fare una scorazzata, se non che ecco, in quel momento eravamo più o meno in questo punto e in questo punto distavamo ancora una quarantina di chilometri insomma dalla linea massima dell'eclisse. Al che gli ho detto ok signor Adams, grazie dell'ospitalità, però io vorrei andare a fare un sopralluogo per capire dove è meglio piazzarci domani, quindi facciamo questa bella strada in piena campagna, ogni tanto con qualche azienda agricola, e mentre sono proprio sul punto studiato da coordinate per cercare appunto la soluzione del mattino dopo, escono da questo ranch una signora e sua figlia e anche loro ci chiedono cosa stiamo facendo, no? E mentre ci chiacchieriamo, scopro che mi conoscono. Era successo che l'esperto come si chiama, di eclissi aveva messo in moto un suo amico che era venuto qui e che aveva detto stanno per arrivare un gruppo di italiani, quindi loro avevano preparato questo camping e ci hanno ospitati nel loro giardino di casa e ho pensato bene che forse era il caso di scegliere questa location per essere pronti il mattino dopo. Quindi abbiamo piazzato le nostre tende creando un simile accampamento come si usava nei film dei pionieri, però sono tornato indietro a salutare Adams perché aveva questa cosa sulla porta di casa e mi piaceva insomma ringraziarlo comunque per la sua disponibilità, quindi sono tornato da solo con una compagna di viaggio a ringraziarlo, a salutarlo e noi siamo rimasti in quel campeggio. Questa è la città di Torrington, la vigilia, insomma facciamo un po' di turismo mangiando qualche prodotto locale, le classiche pannocchie arrostite e aspettando appunto l'evento che ci sarà il giorno dopo. Il fotografo fiorentino ha fatto questa cosa qua, non è una foto perfettissima perché è una foto di foto, cioè l'ho ricavata dal cellulare, ma rappresenta un po' il nostro campeggio di quella vigilia, è una foto a cui sono affezionato. Eccoci qua al mattino pronti, è il gran giorno, 21 di agosto, qualcuno non se ne dà molta cura e nel frattempo però sul nostro esempio è arrivata un altro po' di gente approfittando della bella scritta free camping, però noi avevamo questa opzione di andare in un luogo poco distante che sarebbe stato veramente dedicato solo a noi, infatti ci sono le nostre macchine e noi siamo in cima a questi montarozzi, dei bitorzoli si può dire, insomma, nella pianura e ci prepariamo all'evento che accadrà intorno alle 11:30, mezzogiorno. E quindi vi lascio vedere un po' di foto dell'attesa. Ecco, c'erano le nostre 5 macchine, le ultime 5, più qualche locale, perché oltre a noi c'era appunto la famiglia che ci ospitava e alcuni loro amici. Naturalmente abbiamo comprato la maglietta, fosse venuto oggi mio figlio avrebbe avuto la stessa maglietta, perché gli americani ovviamente trasformano tutto in merchandising. Nel frattempo il figlio del fotografo fiorentino, chi va a incrociare come, diciamo così, ospite extra, un signore che lavorava per la NASA.
hanno chiacchierato per 3 ore di fila. Oggi questo ragazzo che studiava aeronautica segue un progetto per la NASA, i casi della vita. Ecco, questa è la famiglia che ci ha accolto. Loro molto più comodi di noi, addirittura le poltrone da pescatori. Sulla collina un po' più distante una famiglia forse di mormoni. E il nostro specialista di eclissi, qua lo vedrete con la sua attrezzatura. Un treppiede con 3 o 4 corpi macchina, più il secondo in cui ha messo un time lapse. Filtri un po' artigianali. Ecco qua, fate la conta di quante macchine fotografiche ci sono. 4 mi pare, no? Ecco, questa è la signora del ranch, magari qui non dice nulla, ma ha un ruolo importantissimo, perché in quelle borse c'è la birra dell'eclisse. Per l'occasione hanno creato addirittura appunto un'etichetta e anche i dolci dedicati. E qui alcune immagini dell'evento, da quando comincia e poi come si sviluppa. C'è da dire che poi, almeno io che non avevo mai provato questa sensazione, al di là della parte visibile c'è proprio l'atmosfera che cambia, il buio che si crea, il silenzio, il cambio di temperatura. E in quei 2 minuti e mezzo è un susseguirsi di emozioni. E alla fine dell'eclisse, insomma, la soddisfazione, i sorrisi che si aprono, il fatto di aver vissuto un'esperienza unica e il nostro esperto che diventa veramente il centro dell'attenzione di tutti perché si mette a illustrare le varie cose. E questa è stata la nostra eclisse. Quindi il viaggio dell'eclisse si era concluso con questa giornata, il gruppo ripartì e io con la mia famiglia rimasi lì per altri approfondimenti. Qua invece facciamo una cosa un po' particolare, di cui chiudiamo con una chicca. Questa chicca si chiama The Wave, non è neanche un parco, è un'area protetta perché l'arenaria, questa roccia così pettinata dall'erosione di acqua e vento, è veramente molto fragile. Qui vedete un fotografo e qui uno che ci cammina, ma se ci camminassero 100 persone al giorno queste striature sarebbero rovinate dal percorso che si viene a creare. Quindi l'autorità che presiede a quest'area ha inteso preservarla limitando l'ingresso a solo 20 persone al giorno e queste 20 persone sono suddivise in 2 lotti da 10. I primi 10 concorrono a una lotteria, qui vedete il ranger con come si chiama l'affare della lotteria? Vabbè, insomma, bussolotto, e mettono dentro i nomi delle persone che convengono quotidianamente all'ufficio del ranger. Io quell'anno andai lì 3 mattine di fila e eravamo sempre più o meno in un centinaio, e se io ero lì per i miei 2 che stavano ancora in albergo probabilmente la cosa andava almeno raddoppiata, insomma, come tentativi. Quindi un paio di centinaia di persone che si contendono 10 ingressi. Gli altri 10, per fortuna, si può fare
una lotteria via internet. E qua vi do l'idea di come io ho monitorato questa lotteria, e quindi a febbraio, quando la vinsi, c'erano 8.271 richieste, una media giornaliera di 300. Qua ci sono solo quanto i soldi che ha incassato con la lotteria il Regger, ma comunque questa è la quantità media di richiesta per giorno della lotteria via internet. L'ho monitorata perché per poter vincere questa lotteria l'ho tentata a 48 mesi di fila. Alla fine l'ho vinta appunto a febbraio e mi sono presentato ad alcuni fotografi dicendo: c'è questa opzione, ti interessa costruire un viaggio su questo perno? E l'abbiamo creato. Se non che proprio 2 giorni prima, avete visto la Monument Valley, arriva la nevicata e la nevicata cambia un po' il panorama e anche la possibilità di fruirne. Però ci siamo andati lo stesso. E qui vedete alcuni di questi elementi, le linee di questo luogo sono veramente così spettacolari che non parlo più, ve lo faccio vedere e basta. Ecco, purtroppo la neve creava questo effetto bello, ma anche un po' limitante, perché in realtà durante la stagione bella, dovesse anche piovere, c'è addirittura un plus, l'effetto specchio, oppure questa cosa particolare che ha fatto un amico fotografo di Udine, o a seconda della giornata i colori che cambiano. Poi insomma, se uno vuole sbizzarrirsi, però qui intorno ci sono talmente tante cose che con la neve non era possibile vedere, come altri tipi di bizzarrie della natura. E allora cosa è successo? Vedete che veramente tra colori e forme è veramente un paradiso di opzioni fotografiche. Questa è la seconda onda. Però per arrivare a qui bisognava salire e con la neve si pattinava e non era possibile. Allora, per poter finalmente vederla in questa forma, ho tentato di nuovo questa lotteria e l'ho rivinta a novembre dello stesso anno. E quindi ci sono tornato e il mattino che ci sono arrivato era ancora buio, coperto dall'ombra, però questa è la mia foto finalmente di questo posto che avevo così a lungo inseguito. Col sole diventa qualche cos'altro. Ecco, questi sono alcuni esempi delle forme che si possono ritrovare in questo territorio degli Stati Uniti che viene chiamato Colorado Plateau. E questo è il turista soddisfatto. Grazie e buona serata.